Ciascuno due la maglia per bene davanti, due canne quindi ovviamente non da è sbagliato, un pezzettino, lo sbaglio fatelo passare. Ah già, fallo spaventa qua. Un pezzettino per fare una croce, ok? E quindi così, abbastanza alta. Ma questo sarà l'importo. Così va bene? Allora, andate tutti ai tavoli perché dovete lavorare ai tavoli con tutto il materiale. Quindi mettetevi tutti sui tavoli, prendete il materiale e andate là. La roce rossa. Così, guarda. Va bene? Per fare fare così. Sono diagonale, ma che così non è diagonale? Ma la era passato così. Allora, chi ha questo tavolo? Ascoltatemi, così passo per i tavoli. Allora, questo è il vestitino, si fa così. Ok. Di pieno, ok. Li si mette dentro e sul tavolo c'è acceso, questi sono tanti intrecciati colorati, insomma, li vanno tagliati in modo che, allora si mette un po' di piano qui e si fa il nodo qui e così il vestito si chiude legando, si lega in fondo. Poi io ho la spillatrice là, eventualmente continuo diverse, ho tipo una decina di spillatrici piccoline, probabilmente saranno senza puntini, ma con le puntine, e si dà magari un puntino qui e un puntino qua, va bene? Quindi qui si lega filo, filo, filo. Verde viene la bomba! Hop! Un vestito! Sì, facciamo la paglia. Va bene. Perché non gli fai un nodo? Mio. Bene, però un po' mi sembra
Ma io ora faccio spillarlo. Allora, cerchi serpenti. Devi prendere di qua e di là e spillarlo dalle parti. Basta una puntina. Sì, dov'è la legando la testa? Ecco, questo qui va legato con questa punta qua. E poi ci si mette lo scotch. Ma da tutte e due le parti? Mamma, taglio No, il lo devi vestito? legare giro e faccio il nodo di testa, capito? Da sopra alla canna. Poi ho lo scotch vicino alla canna, così. Ci ho messo lo scotch da qui a qua, ora lo può prendere quella strappo, se no ci si mette. E quindi rimane ferma. Però prima di attaccarla i bambini devono disegnarla. Ora devo prendere i pennarelli. Vabbè.